a livello con i sindaci alcuni servizi che effettivamente come dimensione geografica GA come ottimale quella provinciale, cioè la provincia che deve essere un'entità geografica che gestisce servizi che deve essere gestiti ottimalmente su che dimensione là. Tutti gli assessorati provinciali che adesso non serve a niente, si può devolvere funzioni alla regione oppure ai comuni. In più, la provincia come si gestisce adesso ha un ente che fa guerra ai comuni per portare via poteri, mansioni, perché li vuole accentrare in provincia per creare ulteriori posti. Tra l'altro in questo caso è il Presidente della provincia che fa guerra anche ai suoi sindaci, perché nella gestione del servizio idrico, per esempio, fra alcuni sindaci leghisti, no anche altri, ma anche leghisti e Muraro, che sono divisioni opposte, perché i sindaci vogliono tenerle a livello comunale e Muraro vuole portarle via. Cioè la provincia adesso, oltretutto, c'è un ente che fa guerra ai comuni per portare via risorse e funzioni per far diventare più potente la provincia, oppure per dimostrare a qualcuno che serve, perché probabilmente è il dubbio che viene anche a loro, per quanto spudorati chi sia, io so anche a loro che non serve a un BIP. E ora ti voglio portare via competenze ai comuni per non vedere che provincia serve. Invece la nostra idea è che la provincia che adesso è gestita dai sindaci, solo dai sindaci,